Adesso ti voglio portare a Milazzo, dove c'è un bel festival, il Milazzo Film Festival. Come no? E abbiamo in collegamento il direttore organizzativo del festival, Antonio Napoli. Buongiorno. Buongiorno Antonio Buongiorno, mi Napoli. sentite? Certo, come Bene, no? mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: ma Scusate posso... che sono, Sei in macchina? Dove? sono in giro. Guardi No, a direttamente le isole Milazzo. Eolie? Le guardi? Io le ho lasciate Sì, sì, domenica, con sì, un sì. mare in tempesta, ma sempre suggestive. Addirittura. Assolutamente, bellissime. No, le Quindi, guardo ogni giorno, fortunatamente da casa mia, quindi quindi anche uomo del mare, e questo fa pensare davvero. vado al mare, non faccio Vado, altro. vai al mare, Senti non lo Antonio, navighi. grazie di essere con noi e di presentarci in anteprima assoluta il programma, il Grazie ricchissimo a voi, programma grazie a voi. del festival che si svolgerà al Teatro Trifiletti di Milazzo dal 6 al 9 marzo, con una carrellata anche di ospiti importanti, con la riconferma dei due direttori artistici che appunto sono Mario Sesti e Caterina Taricano. Antonio, mi hai mandato ieri il programma. C'è un programma che veramente inizia domani sera con un'anteprima, con lo spettacolo di Sergio Rubini, ma ne vogliamo parlare adesso in Sì, sì, FM, 30 così secondi. ripresentiamo Antonio. Abbiamo testato il collegamento. Come no? Ecco. E quindi va bene. Beh, è inutile che io possa fare un po' un'apertura, insomma, una presentazione meteorologica, perché pochi chilometri che ci uniscono, o quantomeno che ci dividano dal nostro ospite in collegamento, direttamente da Milazzo, che ho nel cuore, perché mi permette di poter accedere, di poter passare alle Isole Eolie, che tanto amo. E in collegamento Antonio Napoli, parliamo di un eventone, Milazzo Film Fest, e a te la parola. Siamo Ivan. all'11ª edizione, sì. Monia. Sì? Antonio, tutto è pronto. Domani sera c'è un'anteprima con lo spettacolo di Sergio Rubini, Sì. Sud, con le musiche originali di Michele Fazio, e quindi si apre col botto, come si suol dire, Antonio. Sì, scusate, ho perso il collegamento qualche secondo. Comunque, sì, domani c'è questo prequel, diciamo, non l'abbiamo mai fatto, però c'era questa possibilità di avere Sergio Rubini anche nella sua veste teatrale insieme a Michele Fazio, e ne abbiamo approfittato. Lo spettacolo sarà appunto domani sera a Sud, e poi dal 6 inizierà diciamo, vero e proprio festival, Milazzo Film Festival. Il calendario è corposo, sono circa 12 ore di eventi ogni giorno, con spazi riservati agli studenti e alle scuole nelle mattinate, le scuole incontreranno i vari attori, dei quali stanno studiando già da qualche mese i film e le opere, un mini percorso di critica cinematografica, che però i dirigenti scolastici e i docenti hanno apprezzato tanto. E poi appunto di nuovo la direzione di Mario e Caterina, con al centro la figura dell'attore, e quindi il progetto Actor Studio, come già fatto l'anno scorso. Io direi, Monia, perché è davvero in assoluto un'anteprima, perché me lo ha mandato proprio ieri, appena pronto e confezionato lo spot di questo Milazzo Film Festival. Lui conferma. E come mai quindi, hai già subito lo spot pronto? Questo è un privilegio. Direi di Esatto. switchare su Facebook. E ci Io immergiamo. direi viva la vita con Francesco Gabbani, e noi proseguiamo su Facebook. Sì, ci vediamo allo spot. E come no? Vediamo.
Antonio, lei fa esattamente quello che faccio io con i miei figli e con i ragazzi, a girare il telefonino in orizzontale, perché io sono un nostalgico del 16 noni, odio il verticale. E invece purtroppo Era questo il con i messaggio. telefonini... Bravi, bravi. Poco fa te l'ho detto, non mettere il telefonino in verticale. Esatto, esattamente. Aiuto, Bellissimo, bellissimo, veramente, spot veramente incisivo. Sì, lo è come. Senti, oltre a Sergio Rubini, Antonio, ci saranno le attrici Sonia Bergamasco e Vanessa Scalera, ci sarà anche Marco Tullio Giordana. Sono nomi che comunque danno valore aggiunto e prestigio al festival. Tra l'altro Sonia Bergamasco è in sala in questi giorni con il film su Calipari. Allora, sì, gli ospiti riteniamo costituiscono un buon parterre per quest'anno, anche per quest'anno. Oltre Sergio Rubini, appunto Vanessa Scalera, che per ora va alla grande con la sua serie televisiva Imma Tataranni, ripresa domenica scorsa, mi Come sembra. no? E poi Sonia Bergamasco, della quale presenteremo in anteprima regionale la prima visione in Sicilia, il suo documentario, la sua opera prima da regista su Eleonora Duse de Gritest. Si è avventurata anche in questa esperienza e presenteremo pure un suo libro. È diventata un'artista poliedrica praticamente Tra Sonia l'altro, Bergamasco. Antonio è in concorso ai David Donatello come Sì, 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 documentario su Eleonora sì, sì. Duse. Sì, vai, vai. Sì, sì, nella cinquina mi sembra, ora Sì. ho letto qualcosa di velocemente. E poi l'ultima sera c'è un giovane attore, perché noi con Actor Studio intendiamo Sì. premiare le eccellenze, gli attori del momento e poi A Star is Born. C'è Francesco Gheghi, che è un ragazzo, non mi ricordo se ha 21 anni in questo momento, comunque, che ha fatto già tante cose, dal film Mio fratello rincorre i dinosauri, che forse era una delle cose più note degli ultimi anni, al film TV a muso duro, incentrato sulla creazione dei giochi paralimpici del medico Inail, Sì. scusate ma non mi ricordo il nome. No, facciamo così, Famiglia. chiedo scusa, facciamo così, in FM proprio raccontiamo anche di quel qualcosa in più che c'è, che racconta proprio il Milazzo Film Festival. E così, no, passando alla musica, noi proseguiamo con un appuntamento che è più di un evento, è proprio un progetto culturale che va crescendo sempre di più anno per anno, grazie anche alla collaborazione, al supporto anche delle istituzioni, a chi crede veramente nel Milazzo Film Festival. E abbiamo in collegamento il papà. No, possiamo dire così, no? Antonio Napoli, appunto, parlavi di una condivisione, di quanto sia, a me piace questo termine, che ormai proprio me l'ha iniettato Ivan, trasversalità. È bello, sì. No? È così. Sì, sì, no, il nostro è un festival che è nato nel 2006, poi abbiamo avuto, cioè nel 2006 era un altro mondo, chiaramente, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo lavorato per 5 anni, per 6 anni, scusatemi, poi abbiamo dovuto interrompere l'attività e ripreso dopo il Covid. Abbiamo avuto un po' il sostegno delle nostre amministrazioni comunali, si sono succedute negli anni, anche la regione con il suo bando, diciamo, quello per la promozione del cinema, e poi comunque col sostegno di molti partner privati. Sostanzialmente da qualche anno si sono aggiunti dei partner istituzionali importanti, l'INAIL, l'area marina protetta Capo Milazzo, abbiamo il patrocinio del Ministero della Cultura e tanti media partner a livello nazionale come Cinecittà News, Cinematografo. Insomma, stiamo cercando di raccogliere un po' i frutti di un lavoro che ci prende tanto. Siamo pochi a organizzarlo, come tutti i festival siciliani, ci sentiamo, abbiamo un coordinamento, se ne parla sempre, però lo facciamo per passione.
Sì, e si vede, si percepisce davvero tanto. Vogliamo passare? Sì, è così facciamo possibile, vedere la chiedo in locandina. regia, no? Così bello alternarsi con la musica e noi i nostri video per vedere appunto le anteprime di questo festival davvero atteso. Lisa Stanfield, Io un po' di amarcord. non te l'ho detto, ma Perché ti piace sorprendere. Antonio Napoli mi ha voluto in giuria per questa edizione. Ti confermo che i lavori che abbiamo visionato assieme agli altri colleghi sono davvero di altissimo livello. Mi piace molto sottolineare, Antonio, questo premio INAIL che avete inserito nell'ambito del festival. È un premio che comunque serve anche a promuovere la prevenzione, quindi le tematiche legate anche agli infortuni sul lavoro di cui si parla tanto, e sabato mattina ci sarà appunto una conferenza su cinema e AI, la rivoluzione nel mondo della celluloide, insomma tanti film di tanta qualità. Intanto Antonio, quanti lavori sono arrivati e che poi sono stati selezionati per noi? Allora, sono arrivati 226 corti da Wow. 34 paesi, di tutti e 5 i continenti, mi piace dire questa cosa. Noi ne abbiamo visionati 26. Sì, quelli perché abbiamo dovuto fare una preselezione. I ragazzi doverosa. del DAMS, dell'Università di Messina e qualche altro tecnico hanno fatto questa preselezione che è durata 2 mesi più o meno. Sì, so che sono contento che tu sia in giuria con noi, so che già vi siete confrontati, avete cominciato a ragionare con gli altri membri. Questo premio dell'INAIL, allora, arrivano molti corti stranieri e anche al di fuori dell'Italia abbiamo notato negli anni che il tema del lavoro, della sicurezza del lavoro, dello sfruttamento minorile sono temi che ricorrono spesso. Io poi per il mio lavoro questa cosa la seguo molto, e con INAIL abbiamo trovato questa combinazione e istituito questo premio nuovo, si chiama La dignità del lavoro, riservata ai giovani registi, comunque under 35, dove bisogna vogliamo mandare un messaggio appunto per quanto riguarda le tematiche del lavoro, quelle che dicevi prima tu, ma anche le disuguaglianze, l'accessibilità a tutti appunto al mondo del lavoro, la salvaguardia dei diritti, e speriamo di poter fare un buon lavoro. Sì, Antonio, anche perché sarà presente nuovamente il direttore generale di INAIL Sicilia, Giovanni Asaro, che lo confermo è una persona che ha grande sensibilità verso queste tematiche, e queste occasioni diventano davvero una vetrina anche per promuovere la prevenzione. Sì, infatti anche lui tra l'altro è un appassionato di cinema, quindi siamo riusciti a unire le due cose. Ci siamo incontrati in altre occasioni in giro, appunto occasioni cinematografiche, tant'è che abbiamo stretto un gemellaggio col Job Film Days, che è un festival di Torino, col quale lui collaborava quando era in Piemonte, e abbiamo questo scambio di opere, di informazioni. È piacevole che ci sia veramente un presidente che sia appassionato di cinema. Chi non si appassiona? Direttore generale. Chiedo scusa. Direttore generale. I titoli, Monia, mamma mia. Non dobbiamo sbagliare. Hanno la loro valenza. Giusto. 13 secondi, anzi 9 per in FM ripresentare e ricordare proprio l'appuntamento. Ruota lo sguardo, vivi le emozioni. È così che si presenta il Milazzo Film Festival, con una locandina davvero interessante, con una ragazza che proprio con il pollice e l'indice ti dice non mettere in verticale questo smartphone, ma mettilo in orizzontale, un po' amarcord. No, più che altro ecco, è così che si guarda, che si guardano i film, è così che si lavora. Ecco,
viene anche spontaneo dire, vista la condivisione, avere proprio intanto la presenza delle istituzioni, e in questo caso l'INAIL, ne abbiamo parlato su Facebook. Beh, dietro tanti film, dietro tanta produzione c'è tanto lavoro, ci sono tante maestranze che nel periodo del Covid veramente hanno tremato, che è stata una delle arti che in assoluto si è dovuta fermare. Tu hai anche raccontato proprio che il festival si è fermato per un po'. Ecco, una rivincita questa, proprio confermare che anche dietro l'organizzazione di un festival c'è tanto lavoro e ci sono tante maestranze di qualità, di straordinaria bravura. Sì, noi, il nostro è un piccolo festival, non abbiamo ambizioni rispetto ad altri, ovviamente, altri eventi che sono ovviamente più storici. Però anche nel nostro piccolo c'è bisogno di tanto lavoro, e ci confrontiamo con gente che lavora nel mondo del cinema sotto varie vesti, e, la qualità del lavoro deve essere prioritaria, diciamo, all'interno di un'organizzazione. Ti chiedo Non scusa, hai un criceto no, accanto, c'è vero un Antonio? cigolio Perché che abbiamo non un so, cigolio. Scusate, no, forse era qui. che forse No, hai poggiato. ho poggiato il telefono, sì, Intanto è scusate. messo in orizzontale, Pensavo quello ok. fosse un Ora dobbiamo criceto. risolvere Me il l'ha problema ordinato audio. Ivan. Ti chiedo scusa, abbiamo detto forse c'è una paperella che sta No, schiacciando. l'ho appoggiato, Che caccia. scusate. Sì, No, però ma l'audio anche quello è Moni, Antonio importante. diceva delle cose molto Sì. molto importanti e belle, perché oggi portare avanti un festival con degli ospiti, quindi farsi carico Si lavora tutto anche, l'anno, sì, si lavora tutto l'anno, oltre ci sono delle spese, e questo ovviamente Antonio ne parlate spesso anche nel coordinamento dei festival, e lo so perché partecipo qualche volta come ospite, e quindi sono eroici. È bello che ci sia anche il supporto della Sicilia Film Commission. Ieri ho visto Nicola Tarantino che era in partenza per l'anteprima del Gattopardo con un po' di invidia, ti dico, perché appunto da domani ci sarà questo grande evento della serie televisiva sul Gattopardo, e quindi poi mi diceva devo rientrare perché andremo a Milazzo, e quindi sono presenze che incoraggiano, no Antonio? Ma guardi, io devo dire, la Sicilia Film Commission, abbiamo questo rapporto come festival, loro si occupano del bando, i colleghi, diciamo, della regione, le problematiche sono comuni, quindi ci si sente sempre. Io non per piaggeria nei confronti del dottor Tarantino, No. ci mancherebbe, però io mi sono reso conto che loro stanno facendo un grande lavoro anche proprio a livello di Film Commission, Sì. perché mi è capitato su Milazzo di avere delle troupe anche straniere, e il dottor Tarantino mi ha chiesto il contatto, la cortesia di fare, e loro stanno dietro a questo lavoro, si impegnano, E voi avete dato si impegnano supporto? molto. Nei limiti diciamo delle Certo, nostre possibilità, più che altro erano di tipo burocratico, ecco, nel E caso questo è il specifico. lavoro che deve fare, Ha voglia. proprio sportello, per usare un gergo da INAIL, Da INAIL. no? Diamo la pubblicità, 10:50, puoi rimanere con noi proprio collegato giusto Sì, per... Grazie Antonio, grazie Sei, Antonio sei Napoli. sotto il sole, Antonio. No, ma oggi si sta bene, c'è il Si sole, sta ma non bene, c'è. ma anche da noi il Golfo Sì. di Palermo, Ok. devo dire che c'è un bel clima. Dai. Bella pubblicità, tra poco, Open Day Cinema. Eccoci, bello anche sentire con quale emozione, perché uno dice sì, sono il papà, è il papà di questo figlio che accompagni, no? Visto che abbiamo visto precedentemente un giovanissimo regista che insomma ha vissuto un po' la protezione, anche un po' forse anche l'incombenza da parte della famiglia. Tu che papà sei? Che in questo come proteggi anche il tuo festival? Guarda,
Me vengono Gli queste eventi... domande, non lo so, così. Cioè io sono l'emotività. Ti ho No, spiazzato. sai, su questo tema ne parlavo Tanto da proprio ieri con dire. gli altri due amici noi siamo in tre sostanzialmente a organizzare il tutto e ognuno di noi ha il suo lavoro che non c'entra niente quindi proprio lo facciamo nel tempo libero. Gli dicevo, guarda, Esserci. vorrei salire sul palco e parlare mezz'ora di Di quello, questo che... delle cose da cui ci dobbiamo guardare, Certo. delle difficoltà che incontriamo ci tocca difenderlo perché ci sono tanti scemi in giro, scusate, Mm, ci mm, sono tante invidie, ci invidia. sono in questo campo poi la ricerca della visibilità delle cose. Noi abbiamo sempre cercato di essere un po' nell'ombra e di fare un evento che possa essere utile alla nostra città, perché poi appunto altro non è. Ci piace usare come cassa di risonanza il cinema, cerchiamo di mandare dei messaggi sulla sostenibilità della vita ormai in generale. Abbiamo fatto dei ragionamenti da anni con l'area marina protetta di Capo Milazzo, che è il nostro importante partner. E cerchiamo di coinvolgere i ragazzi. Io, a parte questo, sono il garante dell'infanzia del comune di Milazzo, quindi ci tengo particolarmente a questo aspetto. Wow. E, e No. vediamo che i ragazzi sono una spugna nel senso Certo. positivo, quindi i messaggi che vengono mandati sono importanti. Tant'è che abbiamo deciso di destagionalizzare il festival. Noi prima lo facevamo sempre d'estate, però poi non si riesce a dare la stessa attenzione a un evento in un momento in cui c'è, insomma, festa, E poi condivisione di altri. c'è anche caldo. 40 secondi in Assolutamente. FM, appunto. Balorda Nostalgia di Olli, 35 secondi e noi siamo alle 10:55, sono pochi minuti alla chiusura proprio della puntata di Open Day Cinema, però vogliamo ancora in collegamento il nostro ospite Antonio Napoli per ricordare questo appuntamento che faremo tra pochissimi secondi. La R di Olli, di Balorda Nostalgia è inimitabile. Tutto pronto per l'11ª edizione di un appuntamento davvero interessante di nicchia, un festival piccolo, come dice, no, Ma però mica bello tanto, tosto, sì, appunto, e sì, lui è sì, umile. sì. Milazzo Film Festival, abbiamo in collegamento Antonio Napoli, uno degli organizzatori a questo punto. Li ricordiamo gli altri due che si Certo, immolano? sono Marco Vitale che è con me dal 2006, quindi siamo amici da tanti anni, che è il tecnico del gruppo, lui si occupa un po' di tutti gli aspetti delle proiezioni, del service. E poi Antonio Nuzzi Sgro, che è un po' più giovane di noi, ma non per questo il suo apporto è importantissimo in termini di contenuti, di programmazione, di contatti. E poi appunto diciamo ci sono i direttori artistici che anche se stanno a Roma fanno a distanza il loro lavoro, appunto Mario Sesti e Caterina Taricano. Poi Ivan, abbiamo 6, Antonio. 9 Sì, brava, marzo. grazie. Facciamolo ricordare a Non è un lui. countdown, ma lo è effettivamente, no? Eccola, la locandina con questa bellissima ragazza, questo bel logo che riprende un po' la vecchia, il vecchio proiettore, no Antonio? Un po' stilizzato. Sì, sì, l'abbiamo cambiato quest'anno proprio, È abbiamo bello. avuto Bravi. questo input da un'agenzia di comunicazione, abbiamo ripreso appunto il concetto della vecchia telecamera. Bene, dal Eh, 6 al 9 ci ritroviamo a Milazzo per questa 11ª Tu in edizione. giuria? Complimenti Antonio, complimenti davvero. Grazie. Domenica pomeriggio ci sarà poi la consegna dei premi che ti preannuncio sono veramente bellissimi e ti preannuncio anche che abbiamo trovato la totale unanimità nella scelta dei lavori filmici e questo Perfetto. ovviamente è molto bello quando tu Quindi lavori quanti sono in in una giuria. concorso? Noi ne abbiamo visti 26, ma più di 200 da tutte le parti del mondo, quindi Davvero segno questo tanto. che è un festival
festival che negli anni cresce, si sviluppa e che diventa davvero sempre più di interesse pubblico. Grazie Antonio, ti lasciamo alla tua Milazzo. In bocca Grazie, al viva il lupo. lupo. Viva il Ciao, lupo. ciao. Salutaci Ciao, davvero ciao, ciao. Milazzo, buon proseguimento, buon lavoro.